Questa che vedete è una risonanza magnetica di un bimbo sano, diventato poi disabile, per quella che viene definita la sindrome del bambino scosso. In Veneto nel 2017 vi è stata una media di 22 casi ogni 100.000 neonati. A volte i genitori o coloro che accudiscono i piccoli, generalmente sino ai 2 anni, impulsivamente strattonano o scuotono i bimbi, soprattutto nel tentativo di interrompere il pianto. I rischi sono elevatissimi. L'unità di crisi per bambini e famiglie dell'azienda ospedaliera di Padova aderisce alla campagna di sensibilizzazione della organizzazione internazionale Terre des Hommes. Un bambino con la sindrome del bambino scosso può anche arrivare alla morte al momento dell'atto dello scuotimento se questo è particolarmente intenso e violento. Se non muore nel momento dello scuotimento può avere delle conseguenze molto gravi con disabilità motorie, disabilità cognitive, deficit visivi molto gravi e una disabilità complessiva rilevante. Che messaggio si vuol dare ai genitori e a chi accudisce i bambini? Il pianto nel bambino, soprattutto nei primi mesi di vita, è fisiologico e delle volte come genitori dobbiamo tollerare che il bambino continui a piangere anche se abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Se sentiamo che stiamo raggiungendo un eccesso di tensione, di rabbia o di frustrazione, dobbiamo mettere il bambino in una posizione di sicurezza e quindi nella culla o a terra e allontanarci dalla stanza, andare in un posto dove possiamo accendere della musica, calmarci e arrivare ad un momento di tranquillità.